essere. Un quarantenne ha esploso alcuni colpi di fucile dal terrazzo di casa a Cassola, ferendo un operaio straniero che stava lavorando su un ponteggio. L'uomo è stato denunciato, indagano i carabinieri. Incidente sul lavoro questa mattina a Brendola in un'azienda di presso fusioni, ustionati 3 operai, fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, indaga lo Spisal. Incendio in una ditta di verniciatura questa mattina a Motta di Livenza, vigili del fuoco ed ARPA va al lavoro anche per verificare un eventuale inquinamento, al momento non ci sono ordinanze specifiche. Ancora 3 casi di virus West Nile, questa volta nel Padovano, dopo i 5 casi registrati in Polesine, i 2 nel Veneziano e allarme in Veneto. I comuni procederanno alla disinfestazione. Crack BPV, il sindaco di Vicenza Rucco ha presentato una relazione che certifica i danni patiti dai vicentini. Sono 34.000 le famiglie danneggiate. Ok al piano di interventi del sindaco di Venezia Brugnaro che nei prossimi anni potrebbero caratterizzare lagune terraferma. Ogni pratica sarà vagliata dal Consiglio, previsti oltre 1000 posti di lavoro. Veneti con il naso all'insù, questa notte la luna diventerà rossa per poi sparire completamente dal cielo. Gli esperti assicurano sarà l'eclissi più lunga del secolo. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano la cronaca dal Vicentino, spara dal terrazzo e ferisce un operaio, denunciato un quarantenne, è accaduto a Cassola. Sentiamo. Stava lavorando su un ponteggio a Cassola quando è stato colpito alla schiena da un colpo di fucile esploso dal terrazzo di una palazzina di fronte al cantiere. L'operaio, un 33enne di Capoverde, dipendente da anni di una ditta di impianti elettrici con sede a Vicenza, è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Bastiano. Le sue condizioni non sono gravi. Subito sono scattate le indagini da parte dei carabinieri che sono risaliti al punto dello sparo, un terrazzo di un appartamento di un quarantenne in un palazzo di via Martiri del Grappa, dove sono stati rinvenuti dei pallini di piombo. Nella casa sono state trovate anche munizioni e una carabina dalla quale è partito il colpo che ha ferito l'operaio. Il quarantenne, proprietario dell'abitazione, avrebbe sostenuto di aver voluto sparare ad un piccione. Nell'appartamento non vi sarebbero elementi da presupporre motivazioni razziste dietro il gesto. Le indagini sono comunque ancora in corso. Infortunio sul lavoro questa mattina in un'azienda di Brendola in provincia di Vicenza, 3 gli operai che sono rimasti feriti. Sentiamo. Saranno gli accertamenti dello Spisal e dei carabinieri a permettere di stabilire come siano andate le cose all'interno dell'azienda e a chiarire se ci siano eventuali responsabilità. Il bilancio di un incidente all'interno di un'azienda che si occupa di presso fusione a Brendola e di 3 operai feriti, nessuno dei quali fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, si sarebbe verificata una fuoriuscita di materiale che avrebbe costretto gli operai a ricorrere alle cure mediche. Ed incendio in una ditta di verniciatura questa mattina a Motta di Livenza, vigili del fuoco ed ARPA va al lavoro anche per verificare un eventuale inquinamento, ma al momento il comune non ha emesso ordinanze specifiche. Prima una forte esplosione, poi le fiamme e la densa colonna di fumo che si è alzata dallo stabilimento. Sono una ventina i vigili del fuoco impegnati da questa mattina alle 6:50 in via Marche a Motta di Livenza per l'incendio divampato alla ditta Finver, specializzata nella verniciatura industriale di mobili. Il rogo non ha causato feriti. Il massiccio intervento degli uomini del 115 è stato fondamentale per evitare che le fiamme inghiottissero l'intero stabilimento. Sul posto sono state inviate squadre non solo da Motta di Livenza ma anche da Treviso, Conegliano e San Donà di Piave. 3 autobotti, l'autoscala, un carro schiuma, 3 autopompe, un imponente dispiego di mezzi per contenere l'incendio ed evitare conseguenze ben più gravi, visto il genere di attività che in quel capannone si svolge quotidianamente. Il rogo è stato dunque circoscritto, anche se è arrivato a interessare parte della copertura. Una volta spento, i vigili del fuoco si sono concentrati sulla messa in sicurezza dell'edificio. Spetterà sempre a loro ora cercare di appurare le cause dell'incendio. Ed un altro incendio è divampato questa notte a Favaro Veneto in un appartamento disabile salvato dalla badante. Ci aggiorna al telefono da Venezia Tommaso Stoppa.
Sì, buongiorno a tutti da Favaro Veneto, dove un disabile è ancora vivo soltanto grazie alla freddezza, alla prontezza e anche al coraggio della sua badante, che è riuscito a portarlo in salvo da un incendio divampato improvvisamente all'1:40 di questa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Bianco a Favaro, come si diceva, e hanno trovato la donna che in quel momento stava uscendo dalla casa portando in salvo la persona. I pompieri erano intanto accorsi con 2 mezzi, hanno spento l'incendio, ma non prima che fosse completamente distrutta la cucina dell'abitazione al primo piano dello stabile, dove le fiamme si sono scatenate per cause ancora da accertare, e danni da fumo hanno poi interessato l'intero alloggio, che al momento è inagibile. Oltre ai pompieri, sul posto il personale sanitario del 118 che ha prestato assistenza al disabile, ma non aveva alcun tipo di problema sanitario, proprio perché la donna è riuscita a portarlo in salvo in tempo. Le cause dell'incendio, come si diceva, sono al vaglio della squadra, che sta cercando di capire cosa sia accaduto a un'ora così tarda della notte, e le operazioni in tutto sono durate circa 2 ore. Non ci sono per il momento altri dettagli su questa vicenda, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Sale a 10 il numero di persone che sono ricoverate, alcune anche in gravi condizioni, negli ospedali veneti a causa della febbre da West Nile, virus West Nile. Dopo i 5 casi del Polesine e i 2 del Veneziano, altri 3 casi si sono verificati in provincia di Padova. Sentiamo. 3 sono i casi accertati di infezione da West Nile virus trasmesse da zanzare rilevate in provincia di Padova dall'USSA Euganea. I comuni coinvolti sono quelli di Albignasego, Santa Giustina in Colle e Gazzo Padovano. Nessuna delle persone coinvolte avrebbe mai fatto viaggi lontano dalla propria residenza. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Altri veicoli di infezione documentati, anche se molto più rari, sono trapianti di organi, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. Il virus colpisce anche altri mammiferi, soprattutto equini, ma in alcuni casi anche cani, gatti, conigli e altri. Veniamo ora alla politica, con la polemica tra la Lega ed il settimanale cattolico Famiglia Cristiana. Se ne è parlato ieri sera a 20:10 con il consigliere regionale del Carroccio Nicola Finco, che, commentando la copertina appunto di Famiglia Cristiana dal titolo "Vade retro Salvini", è andato al contrattacco. Sentiamo. Mi ricordo una volta Famiglia Cristiana era quel giornale che mia nonna portava a casa la domenica dopo messa, adesso è diventato un settimanale che tranquillamente possiamo allegare al Manifesto o qualsiasi altro giornale di sinistra. E questo sta anche a dimostrare la fragilità in cui si trova oggi la Chiesa, una Chiesa che non difende più i propri valori, che non difende più un determinato stile e modello di vita, ma che anzi si mette a fare politica in maniera becera. E se oggi cresceremo ancora di qualche percentuale sarà anche merito di Famiglia Cristiana della CEI, che con questi ovviamente titoloni ci fa solo che del bene. Qui ci troviamo di fronte ad una polemica con la Chiesa, perché ovviamente la Chiesa da sempre fa il suo lavoro e quindi è pro migranti, pro accoglienza. Peccato che poi dalle parole della Chiesa non seguono i fatti, perché se noi andiamo a vedere, la Chiesa al proprio interno non ha accolto un gran numero di profughi e richiedenti di asilo all'interno delle proprie parrocchie, all'interno delle proprie strutture. È quella Chiesa che spesso predica bene ma poi razzola male, perché se Salvini veramente rappresenta il demonio, mi chiedo allora i preti pedofili, i preti gay che poi si decidono di fare un percorso di vita, i preti che sono stati ovviamente trovati in qualche situazione particolare, piuttosto i cardinali che abitano in attici in piazza Roma, questi che cosa rappresentano? Rappresentano il modello della nostra società, rappresentano la Chiesa del 2018. Queste sono le risposte alle quali la Chiesa dovrebbe dare risposte.
Ed è polemica anche sulle parole del ministro veneto alla famiglia Lorenzo Fontana in audizione ieri in commissione, il fermo no al riconoscimento delle famiglie gay, l'opposizione alla maternità surrogata anche se fatta all'estero, il sostegno alla genitorialità eterosessuale, i principali punti di scontro, ma sentiamo. Ministro, oggi audizione in Commissione alla Camera dei Deputati, lei ha preso una ferma posizione sulla maternità surrogata. Ma sì, qui parliamo della maternità surrogata, quindi dell'utero in affitto, che è una pratica che in Italia è vietata, che viene fatta da alcuni cittadini all'estero e che noi vogliamo vietare, soprattutto perché riteniamo che ci sia un passaggio fondamentale, che è quello della dignità della donna e del bambino, che purtroppo con questa pratica vengono a essere considerati dei meri oggetti. Parliamo ora del crack della Banca Popolare di Vicenza. Il sindaco del capoluogo barico Vincenzo Rucco oggi ha presentato una relazione che certifica i danni patiti dai vicentini e sono numeri davvero incredibili. Sentiamo. Il crack delle banche popolari in Veneto ha aperto una voragine da 5 miliardi di euro, una cifra colossale che vale il 3,4% del PIL regionale. Non poco, un buco enorme che per il 44%, quindi poco meno della metà, riguarda la provincia di Vicenza. Chi lo ha detto? Il comune di Vicenza, dati controfirmati dal sindaco Francesco Rucco e da ben 2 assessori, quello alla trasparenza, Isabella Dotto, e quello alla famiglia, Silvia Maino, che hanno realizzato questa relazione sull'impatto socio-economico della crisi di BPV e di Veneto Banca. Abbiamo fatto questo lavoro perché ci siamo impegnati in campagna elettorale a mettere in atto tutta una serie di azioni a sostegno del nostro territorio dopo il crack delle banche venete e abbiamo lavorato di concerto con la commissione d'inchiesta regionale che ci ha chiesto una relazione specifica su Vicenza. Questa relazione poi con la relazione della commissione d'inchiesta una volta chiusa verrà trasferita a Roma e con un'azione di sindacato con i parlamentari veneti, i consiglieri regionali lavoreremo sull'aumento del fondo di ristoro dei danni. Il crack BPV è stata una voragine che ha inghiottito i risparmi di ben 39.000 soci. A pioggia ci sono state ricadute sull'intero comune di Vicenza perché le 34.000 famiglie coinvolte hanno perso casa, non hanno più potuto permettersi una badante per i nonni o una babysitter per i figli. Il quadro purtroppo è molto chiaro, è stata disaggregata completamente la struttura l'impianto stesso del Veneto, a partire dalle famiglie che perdono le case, a partire dai figli che non hanno più lavoro, a partire dalle imprese, delle piccole imprese, come dicevo prima, quelle inferiori a €1 milione che chiudono e degli anziani che si va verso una società, no? Di persone sempre più anziane che avranno delle esigenze sempre maggiori e alle quali dovremo dare delle risposte. I vicentini sono un popolo che ha una dignità e non si rivolge ai servizi sociali per chiedere un aiuto, devono invece rivolgersi, questo non vuol dire che possiamo dare risposte a tutti perché anche noi abbiamo limitazioni di fondi, però se possiamo mettere delle risorse a destinazione di questo sostegno lo faremo sicuramente. La cronaca da Padova, 2 agenti della polizia ferroviaria sono stati aggrediti da uno straniero già noto alle forze dell'ordine fermato per un controllo. A denunciare il fatto avvenuto mercoledì sera il sindacato di polizia SAP. I poliziotti sarebbero stati colpiti da un soggetto fermato di nazionalità romena negli uffici della Polfer, riportando lesioni per 3 giorni di prognosi. Poi portato nelle celle di sicurezza della questura, l'uomo ha dato di nuovo in escandescenza ed è stato portato all'ospedale. Restiamo nel Padovano con il blitz della polizia nella sede occupata abusivamente dal centro sociale Gramigna, raffica di perquisizioni e denunce. L'operazione iniziata alle 7 del mattino in via Varese, quartiere Palestro a Padova, si sono presentati gli agenti della questura, hanno fatto uscire tutte le persone all'interno e hanno iniziato. Lo stabile era occupato da tempo dagli aderenti al collettivo politico Gramigna. L'edificio è stato sgomberato ed è stato immediatamente restituito all'associazione Sordi del Veneto, che ne era proprietaria. Un blitz che è seguito una serie di perquisizioni avvenute nelle abitazioni di alcuni militanti
Per tutti è scattata la denuncia. Torniamo ora a Venezia per parlare del piano degli interventi che nei prossimi anni potrebbero caratterizzare la città storica come la terraferma, previsti oltre 1000 posti di lavoro. Sentiamo. Abbiamo avviato il procedimento per 110 proposte di investimenti a seguito del piano di investimenti. Queste 110 proposte che sono già state confezionate con degli schemi, diciamo in qualche modo, che hanno reso compatibile tra una e l'altra la proposta per essere in qualche modo analizzate. Sono proposte che hanno la loro fattibilità economica, danno adito a investimenti nel totale per 800 milioni di euro e portano, se fossero realizzate tutte, circa 1300 posti di lavoro. Sono questi i numeri principali del piano di interventi approvato dalla Giunta di Venezia, che apre le porte a 110 proposte edilizie considerate prioritarie, ma da vagliare secondo precisi criteri guida. Devono essere progetti di investimento che vadano a colpire l'idea del lavoro, e per cui noi chiediamo quanti posti di lavoro, che ricadute economiche, se vuoi anche indirette, può avere questo significato, e che tipo di impatto ha sul recupero della città. Vuol dire recupero sociale, residenziale, di sicurezza. Abbiamo ascoltato il territorio, perché se l'amministrazione pensa di pianificare per poi non vedere poi realizzato quello che ha pianificato, diventa un insuccesso. Prima di questo piano degli interventi comunque la città ha i suoi strumenti urbanistici, come ha le sue convenzioni urbanistici, come i suoi cantieri aperti, e chi gira per la nostra città vede anche che ci sono ad oggi molti cantieri abbandonati che sono l'espressione di quello che si è subito durante la crisi economica. Ora bisogna uscire da quella crisi e bisogna rilanciare il territorio. A fare la parte del leone è la terraferma. Potrebbero infatti sorgere nuove torri in zona stazione e in via Forte Marghera a utilizzo residenziale. Tra i progetti, 587 quelli pervenuti in totale, che catalizzano l'attenzione, c'è una possibile mini rivoluzione nella zona del retro Giudecca, con la sistemazione dell'area delle remiere e l'intenzione di Veritas di posizionare un tubo in pressione per il trasporto di rifiuti in deposito senza l'utilizzo di barche. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3, andiamo a Treviso, ora dove continua a tenere banco la polemica sulla decisione dell'amministrazione comunale di riaprire al traffico, almeno in alcune fasce orarie, le ZTL della città, a partire da quella di San Francesco. Cittadini, residenti e commercianti si dividono, sentiamo. L'annunciata svolta dell'amministrazione comunale di riaprire le ZTL ha già scatenato un bel po' di polemiche. Ieri la dura presa di posizione della minoranza, che ritiene la scelta un colossale errore. Oggi la questione divide i cittadini ed i commercianti, mentre i residenti sono assolutamente contrari, festeggiano gli esercenti. Si lavora meglio così, perché arrivano, posteggiano, vengono dentro, escono. Comunque va bene, aperta. Sicuramente positiva per i primi giorni della settimana, perché questa parte commerciale della città è molto viva e ci sono, tra la pescheria e tutte queste cose, la gente gira molto di più, ha bisogno di essere anche comodi. Quindi secondo me l'alternativa adatta da questa giunta, che di questa mezza settimana aperta, è l'ideale per noi commercianti. Sarebbe molto meglio di no. Quindi che rimanga chiusa? Che rimanga chiusa, sì, sì. Per me è sbagliato. Quindi è meglio continuare a tenerla chiusa come adesso? Per me sì. Fa benissimo, benissimo. E ora? Dovrebbero averlo fatto 5 anni fa. Ottima idea, direi, perché così cominciamo finalmente dopo un tanto tempo a vedere un po' di via vai di macchine, di persone. No, io non sono d'accordo, cioè il futuro è come in tutta Italia, in tutta Europa, che i centri storici sono pedonali. Io trovo che rimettere le auto nel centro storico significa fare non 100 passi indietro. Ma la maggioranza è decisa a chiudere l'occhio elettronico, iniziando da San Francesco già da settembre, forse anche dalla fine di agosto. Insomma, prima dell'inizio delle scuole, alcune zone, ora interdette alle auto, potrebbero tornare ad essere trafficate. Una scelta per agevolare il commercio, quindi occhi elettronici spenti dal lunedì a venerdì, ma la protesta è solo all'inizio.
Ed ora andiamo a Bassano, torniamo a parlare del Ponte Vecchio perché ci sono delle importanti novità. Il Tribunale di Vicenza dà torto a Vardanega, rigetta il ricorso e obbliga la ditta di Possagno a pagare i 453.000 euro della polizza fideiussoria al comune di Bassano per il grave inadempimento del contratto di appalto del Ponte Vecchio. Lo scorso 3 maggio, ricorderete, era stato il comune a scegliere la via della risoluzione contrattuale con addebito. Secondo il municipio e come riportato più volte da Rete Veneta, l'amico Vardanega Costruzione SRL non aveva ottemperato agli obblighi del contratto. In sostanza i lavori promessi e in parte già pagati non erano mai stati eseguiti. Il giudice ha detto che questa posizione è illegittima, ha rigettato il ricorso in opposizione dando ragione al Comune, dicendo quindi che quella cifra va data all'amministrazione comunale, alla città, ai bassanesi e che le motivazioni che Vardanega adduceva per non dare questa cifra non reggono. Quella cifra è dovuta, quella cifra va consegnata al Comune. I lavori sembrano trovarsi ad uno stato talmente arretrato che la fondatezza della pretesa creditoria dell'amministrazione appare francamente più che plausibile. Questo quanto riportato nella motivazione del provvedimento dal giudice, che ha condannato Vardanega a rifondere al Comune anche 8.500 euro di spese legali. Ora la battaglia si sposta su altri fronti. E adesso vedremo se ci sono estremi anche per altri elementi di danno, di immagine che sicuramente la città ha avuto in questi 2 anni. E in ballo c'è anche quell'anticipo di 879.000 euro per lavori realizzati solo in minima parte. Al netto dei lavori che saranno riconosciuti chiederemo indietro i soldi che non sono stati utilizzati per fare lavori, questo ci pare evidente, insomma è il minimo che possiamo fare. Stiamo aspettando le ultime valutazioni dei collaudatori, ma parliamo praticamente di quasi tutta la cifra. Ora Vardanega avrà 15 giorni di tempo intanto per impugnare l'ordinanza emessa oggi dal Tribunale. È una prima battaglia vinta, non è la guerra definitiva, però è senz'altro una vittoria importante, non tanto per l'amministrazione, che le amministrazioni passano, ma per la città e il ponte che invece rimangono sempre. Un avvistamento eccezionale, quello effettuato dagli esperti dell'ARPAV impegnati nella campagna annuale di monitoraggio delle acque davanti alla costa dell'isola di Pellestrina. Un gruppo di una ventina di delfini è stato infatti avvicinato dalle imbarcazioni degli studiosi martedì scorso, 12 miglia al largo dell'isola. I delfini, per nulla impauriti, si sono avvicinati e per un tratto hanno anche accompagnato l'imbarcazione ed il suo equipaggio. Si tratta di uno dei vari branchi divenuti stanziali in Alto Adriatico. I cetacei, fanno sapere gli esperti, in questo periodo dell'anno stanno ingrassando in vista dell'arrivo dei cuccioli. La grande presenza di seppie e sardine unita a quella dei molluschi rende le nostre acque, quelle appunto dell'Alto Adriatico, una vera e propria nursery per i delfini. Ed ora la serata eccezionale che ci aspetta, perché quella di oggi sarà davvero una serata speciale, sarà possibile assistere alle varie fasi dell'eclissi totale della Luna dopo il tramonto del Sole. Già dalle prime ore di buio potremo anche osservare alcuni importanti pianeti del nostro sistema solare, Giove, Saturno, Marte. Come spiegano gli astronomi del planetario di Venezia, l'eclissi si verifica quando la Luna viene a trovarsi nel cono d'ombra proiettato nello spazio dalla Terra illuminata dal Sole. Esiste anche una zona di penombra dove il transito della Luna non è visibile ad occhio nudo. La visibilità dell'eclissi a occhio nudo inizierà in Veneto a partire dalle 20:23, quando il disco della Luna farà il suo ingresso nell'ombra della Terra. Alle 21:29 la Luna risulterà del tutto oscurata. Nel nostro territorio l'eclissi durerà sino alle 23:15 più un'ora e mezza e quindi sarà considerata l'eclissi più lunga del secolo. Dalle 23:15 in poi il disco lunare riapparirà via via sempre più luminoso e finalmente a 00:20 l'ombra terrestre lascerà completamente la Luna. E naturalmente con l'occasione in molte località della regione si stanno preparando degli eventi ad hoc proprio per ammirare questa straordinaria eclissi di luna prevista per questa sera.
Ed è tutto, era questa l'ultima notizia per la prima edizione dei nostri TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20 e 10, si parlerà di droga e giovani, ospite in studio Michele Gazzola del CEIS di Treviso. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque al mattino, ma dal pomeriggio non si esclude qualche breve acquazzone di calore sui monti. Altrove invece si manterrà buono, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento al mattino, poi con qualche rovescio sulle Alpi, ma generalmente di breve durata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime sui 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.